Affluenza in forte, fortissimo calo. Sì, un dato negativo, estremamente negativo dell'affluenza per una regione che è sempre stata una regione che ha trainato l'affluenza di questo paese. Non è un calo, è un tracollo e si tratta in assoluto del peggior dato di sempre a livello di affluenza. Siamo sotto il 45%, quindi questo è il 44,5 più o meno di affluenza, un dato veramente negativo e che rientra purtroppo tra i primi 10 dati con la più bassa affluenza nella storia elettorale regionale italiana. Stefani presidente, Lega primo partito, Stefani presidente con un margine importante, più di 30 punti, e Lega sorprendentemente primo partito, mi azzardo a dire alla fine con un margine importante anche qui, ci sarà una differenza importante con Fratelli d'Italia. Non era scontato quest'ultimo dato soprattutto, e dobbiamo ancora vedere quali saranno le proporzioni, ma sembra saranno appunto rilevanti. La forza delle liste del centrodestra, soprattutto nei piccoli comuni. Sì, un dato che cambia moltissimo tra i grandi comuni e i piccoli comuni. Nei grandi comuni il centro-sinistra è più competitivo, nei piccoli abbiamo una distanza di quasi 45 punti tra le coalizioni. E la forza delle liste, oltre alla forza in generale del candidato del centrodestra, è oggettivamente impressionante. Attualmente le coalizioni che resterebbero fuori, diciamo, dal prossimo Consiglio regionale? E la coalizione di Rizzo, la coalizione di Bui rimarranno fuori, mentre Chomsky a sorpresa sarà dentro e forse non sarà l'unico consigliere regionale della sua lista. Il software è stato integrato correttamente, quindi sta producendo i suoi risultati, sta dando i numeri, quindi abbiamo appunto calcolato un riparto temporaneo, abbiamo i numeri che vedete anche su Leggendo e il riparto corrispondente, ma è il momento di attendere perché vogliamo aspettare che la percentuale di spoglio dei seggi sia significativa per poter commentare questi numeri. Allora, ogni 5 minuti il Ministero manda un aggiornamento, quindi quando sono scesa qui era al 15%, ogni 5 minuti aumenta in maniera non proporzionale, nel senso che adesso pian piano stanno finendo un gran numero di sezioni, quindi ci sarà un aumento improvviso di questa percentuale.